ragazzi, bene così, avanti Napoli. E sono arrivato alla sfida numero 2, fare un minimo di 3 punti, quindi provare a vincere una sola partita. Vediamo se ci riusciamo. Tra l'altro in premio ci sono 500 punti di football, che non ci fanno schifo, direi. Andiamo al match. Ryder, Roma, Forza 2-5. Ah, qua siamo tutti bene. Giustamente dimenticavo, volevo vedere solo l'avversario. La Madonna, perfetto, ottimo. Si vola. Andiamo a vedere che riusciamo a combinare. Napoli-Roma, derby del sole, torneo online. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. E andiamo. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto. Sarebbe fantastica una vittoria per fare subito i 3 punti che ci servono per portare a casa l'obiettivo. No, non partiamo benissimo, ma Kim recupera palla per Lobo. Smista. Ciao Ale. Bella Shuki per Anghissà, vai Anghissà. Vai Zambo. Vai Zambo. La mette in mezzo. Porca troia io. Miracolo il portiere, attenzione. Prova Zielinski a rimettere tutto in moto. Grande Mario Ruio. Peccato. Pressiamo, bravo Zambo, Mario Rui, attenzione Lobotka, dentro per Osimhen, fantastico dentro per il Shuki, frase non parava, era un gol spaventoso, c'era veramente un gol bellissimo, bravo capitano, Kim, siamo partiti subito in pressing altissimo, grande Shuki, per Zambo Anguissa che vede Kvaratskhelia, passaggio, fatto un passaggio. Ale, tutto bene? Come stai? Come stai? Che ci fai ancora sveglio? Soprattutto. Fallo no sense. Vai Kim. Osimhen ancora. Bravissimo, vai Kvara, può partire Kvara. Se ne va, attenzione, Kvaratskhelia dentro per Osimhen. Continuiamo ad andarci vicino. Siamo in palla però, siamo in palla. Zielinski dentro per Kvaratskhelia. Attenzione, Lobotka. Centrale, proviamo a pressare, vai Rachmani, fantastico per Anghissà, bravo Anghissà, capitano, ecco abbiamo perso una brutta palla io, perso una palla proprio cretino proprio, mamma mia, me la sono cavata, perfetto. Bene ragazzi, bene, no, niente, sono dentro verso mezzanotte. Infatti già sonno perché la mattina mi sveglio presto. Le immaginavo, per questo ti ho chiesto che ci facevi ancora sveglio. Mariano intanto per Kvaratskhelia. Grande Kvara, dentro. Calcio d'angolo, vero? Sì. Ale, non fare come me, non andare a dormire troppo tardi. Zielinski, attenzione al Shuki. Lobotka! Mamma mia che palo! Mamma mia, Ale, hai visto che palo? Ale, dimmi che l'hai visto, ti prego. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Bravo Shuki. Attenzione. No. Ma ho preso un contropiede proprio folle. Trafitti quando non erano preparati. Mannaggia la puttana io. Si riparte dall'1-0. Sono passati. Ciao Raffaele. Vediamo se bravo Ale, bravo. Cercano l'azione veloce. Bravissimo Zielinski. Grande cross di Kvaratskhelia. Attenzione. Non ho parole. Tutto bene Raff, tutto bene a te? Come stai Raffe? Raffe, a parte che sto perdendo, ma tu non hai visto il palo che ho preso con Lobotka, spaventoso. Vai Lobo.
Dentro, Osimhen, Osimhen! Rubare palloni così non è mai un caso. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. E siamo al loro terzo corner. Ancora nessuno per i rivali. Zielinski dentro per Osimhen! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Raff, stasera ho mangiato cotolette e friarielli. Perché sono stato da Rosalba, quindi diciamo ho fatto una mezza dieta, Quindi cotoletta, friarielli e un po' di pane. E il caffè. Tu invece? Tu che ti sei mangiato? Che ti sei mangiato? Dici la verità. Mikel Oyarzabal se ne va. Kim difende, grande Lobo, grande Lobo. Cerca un varco con un pallone lungo. Bravo Osimhen, bravissimo per il capitano. Ma non si può fare sempre tutto Bravo da solo. Sciuchi. C'erano buone opzioni di passaggio. Ah, Osimhen, peccato. Bravo Kvara. Bravo Kvara, dentro per Osimhen. E trova bene il compagno. Oh, fallo. La scaloppina. Buona, Raffaele. Buona scaloppina. Mi hai fatto rifare una dot. Punizione interessante, le opzioni a disposizione sono Dalla vicino al Sciughi, c'è il capitano che la mette in mezzo. Mamma mia! Zielinski! E il Napoli segna il gol del pareggio. Favoloso! Ciao Ale, buonanotte pure a te. Grazie per essere passato. Gran bel gol. Si è Zielinski. fermato di testa. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Oh Anto, Quando ci sono Anto, guardati un po' la live. Anzi Anto, se per caso mi vuoi fare compagnia eventualmente su Discord, bisogna vedere chi avrà più custom. carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Ale dice la partita di venerdì. Ora sulla fascia opposta. Raffaele, scusami. Raffaele, intendevo, ce l'avevo con te. Vai Zambo. Bravo, Osimhen che smista. Di Lorenzo dentro per il Ciuchi. Ciuchi, mamma mia, dribbling favoloso. Attenzione il Ciuchi. Toglie dalla porta. Ah, intendi Discord? Tanto così attacco il telefono. Vai Kvaratskhelia, attenzione, Zielinski. Bocca. Lobo, attenzione dentro. Sì, perfetto, mo prendo il cellulare allora. Metto pausa che appena si ferma lo prendo. Anghissà dentro per il Sciuchi. Niente. Ecco un pallone in avanti. Grande Sciuchi. Attenzione. Avversario con un bell'anticipo. Attenzione, difendiamo che andiamo un attimo nello spogliatoio. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Vai Zielo, vai Zielo, vai Zielo. Grande Zielo, grande. Grande, va bene così. Questa palla persa dal maestro. Attenzione. Bene così. Bene così ragazzi. Adesso vedremo il secondo tempo. Proveremo ad andare a vincere. Tanto prendo il telefono che non mi vedete perché sto prendendo il telefono per parlare con Antonio. Stanno dando tutto, senza Eccoci tirarsi qua. mai indietro, lottano su ogni pallone e non mollano mai. Sono davvero dei grandi. E quindi Anto, siamo sull'1-1. Anto puoi chiamare tu quando vuoi, io devo solo rispondere. Così con calma, senza stress. Quando sei pronto io ci sono. Anzi, volevo pure già la cuffia, così sento. Bene così, avanti Napoli. Della seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha noi. fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia Quanto mi senti? ma se giocano come nel primo tempo. Ha messo alla prova il Vai, entro qua. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Vai, tranquillo. Intervento precedere. Tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Mario Rui. Non credi abbiano modificato? Ah, fra, io pure sono tornato da poco e... Oh, Anto, vedi, non so che vuole Raffaele in Ci chat. sono più sovrapposizioni, scatti sulle fasce. Guarda anche i movimenti senza palla. Pure io sono tornato da poco sostanzialmente. Dalle corsie laterali. Sceglie di andare per vie verticali. Rachmani. Grande, cazzo. Ok. Oh, Raff, dimmi, lo senti Antonio a parlare? Così facciamo questa verifica al volo. Vai Mario, Cabocchio.
Sciopata da terra. Basso, vabbè, è chiaro, ti senti un po' basso, mi sembra anche un po' normale. Sì. Diciamo che ormai è andata, massimo lunedì recupero il computer e facciamo la prova. Così. Sì, faccio la condivisione schermo e si dovrebbe collegare tutto. Sono a bomba, sì, assolutamente. Tanto io sono tornato pure io da poco e comunque avrei acceso comunque perché volevo riscattare i premi giornalieri. E quindi hai città posto tu. Fare partita. A piccia live in regista. Però tanto non mi hai risposto. Non lo so perché. Come non l'hai risposto? Dici quando non l'hai risposto. Non lo so. A cosa, Raffaele? Raffaele, siamo un po' distratti, ripeti la domanda. Scrivi. No, ho capito che stai andando per quello, non ti preoccupa. Io l'ho fatto tanto metro. Madison. Palla dentro di Madison. E qua stiamo soffrendo un po' troppo, Gamma fa. Vai Zelischi. Lobotka. Porca puttana. Sto figlio. Grande giocata difensiva. Sto figlio è una grande latrina. Grande Lozano. Sì. La Roma gioca troppo male, Antonio. Ma gioca troppo male. Grande Ciupi. Via. Grande. Aspetta, Zelischi dalla ancora. Troppo lungo. Zelia fesse sorte. Eccolo. No. Sì. Gira troppo lento. Ah, merda, puttana, però è stronzo, zocco la cesta. Arostante. Ma dove sono i miei giocatori? Bobo. Si mette. La maronna. La difesa l'ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Raffe, penso mi stai sentendo, domani pubblico su TikTok il video di quando abbiamo parlato dell'espulsione del maestro. Lozano. Pure noi ti vogliamo bene, Raffe, pure noi. Max Evan. Grande Meretto, mamma mia. Grande Ale. E te trovo, fallo pure. Grande, va bene, grande Raffaele, grande, troppo buono. Vai Giannino, dentro. Secondo me ci metto poco ciolita. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Dopo stasera più tardi mi scarico la nave del fattorio. Occasione per il contropiede. La gioca in profondità. Riceve in ottima posizione. Qui cercherà ha sprecato per la verità una grande opportunità. Hanno sprecato una buona occasione per portare a casa il risultato. Una gara contratta, un gol adesso significherebbe vittoria certa. Me l'hanno messo. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria. Perfetto. Raffaele, che richiamo ci devi fare, Raffaele? Attenzione Osimhen! E sono 2-1, porco Dio, affanculo. Raffaele, che richiamo ci devi fare? Dici. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma 2-1 all'80esimo, ci sta. Mo faccio pure sostituzione a Krusciat in corpo. Poi Lozano, chiamo un poco Politano. Chiamo un po' il solito Simeone. Prossimo Simeone. Poi ti me lo paga il masso a centrocampo. Elif Elmas. Dovete levare sto tempo su Telegram, mi dà fastidio. Non ho capito che dobbiamo togliere su Telegram. Bene così, avanti Napoli. No, ho capito, ho detto Raffaele, dobbiamo togliere il tempo. Raffaele, che dobbiamo togliere? Non ho capito. Il tempo per scrivere. Il tempo per scrivere. Perché c'è il tempo per scrivere su Telegram. Ma infatti mi sembra strano. Mi sembra troppo strano. In partite del genere è meglio non lasciare nulla in Con questo gol hanno mostrato no, ma no.
Pareggiato. Che partita pazzesca! Mannaggia, non fa. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Non lo so. Bestemmiero, non lontano da te. Vai Politano, 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 la nemichettano. Vai Lobo. Solito. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Che schittrafelo. Di più sulla concentrazione. Vai Meretta. Dentro. Grande. Grande. Solito di poco. Solito si passava che la palla, no. Stiamo a fare un bocchino tutto quanto. Kim, grande Kim, difesa stratosferica di Kim. Questo è capo e capo, praticamente. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Politano. Cerca la fondo, palla al piede. Non riesce a vincere il duello. Oggi pareggiato. Pareggio proprio immeritato perché ti accorto ma la perdo pure, aspetta. Riceve il passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Subisce fallo, guadagna di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Vabbè, spaziato, non già partita in merda. Vabbè, pareggio, mancano 2 punti per qualificarci al prossimo round. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte. Potevamo fare molto di più. Comunque va bene così, avanti Napoli. Il fatto che si scriva un messaggio e aspettare un minuto per iscriverlo un altro. Raffredda ci c'è da pure io, non pensavo esistesse una cosa del genere. Ma sei tu l'amministratore del gruppo? Facilmente sì. Allora aspetta. Raffe, dopo do un'occhiata, non sapevo ci fosse sta cosa. Tanto Raffe, qua bisogna un attimo farsi altri 2 punti per superare questo secondo turno di merda del secondo qualifiers round. Caminero, fare in culo da te. Non posso comprare questo round di merda. No, ma è una cosa messa da voi perché se altri gruppi non ce l'ho. No, ho capito, Raffe. Cioè, più che altro secondo me era preimpostata. Io sono quasi sicuro che era preimpostata. Contro Boca Juniors. Sì, pure 2500 me forza. Ste nato animale, Chi ste nato animale? Mi facete passi 2 punti, a bola. Chi se ne pure a Giuninho. Megnan, Questa, Van Dijk, Pavard, Juninho, Capixaba, Bellingham, Pedri, Schulz, Joao Felix, Rashford, Mbappé. Diciamo, forse sì, perché? Perché secondo me sarebbe meglio in alto a sinistra, alto a destra, in alto e basso a destra, un po' brutto da vedere. No, sta al centro a me. Ah, no, scusami, non avevo capito. Il problema, tu dove la vorresti mettere? In alto a destra? Non ho capito. In alto a destra e in alto a sinistra. In alto a sinistra secondo me è meglio. Allora, in alto a sinistra, perché non mi ricordo. No, in alto a sinistra c'è il risultato, quindi non la posso mettere. In alto a destra, mo fammi vedere che comincia la partita, sì, tengo qualche problema, perché non mi ricordo perché l'ha già deciso di mettere là. Vediamo. Ah, ecco. Questa cosa non ci hai ripensato. Per alcuni questa partita è l'ultima chiamata per la qualificazione, una gara cruciale per le ambizioni del club per raggiungere un nuovo livello. Ma faccio questa partita nel caso poi sistemiamo. Fai buono, hai capito, io faccio. Allora, vediamo. In alto a destra che c'ho, effettivamente in alto a destra non c'ho un cazzo, potrei avere solo il campo in realtà. Però l'impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Ok, allora. Ma io sono streamer di football, Antonio. Io sono un dreamer di football, nemmeno uno streamer. Ci mette lo zampino. Lobo, brutta palla persa.
Meno male che c'è Rachmani. All'amichino è morto, Rachmani. Sta chi? Di spazio? No. Mannaggia il Padre Eterno, mannaggia. Mannaggia il Padre Eterno. E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. La tipificazione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. No, ma sti bastardi mettono da subito attacco, cioè praticamente stanno subito in attacco. Anghissà. Giocata nello spazio, in profondità. Merda puttana, mannaggia. Prova a darla profonda nello spazio. Un giocatore sempre pericoloso in area di... Si calmi, hai ragione, Raffaele, hai ragione. Però come ti fai a calmare? È impossibile. Dallo Simen? Ma dai. Ah? Ma poi messaggi che uno scrive in chat. Poi si vedono qua scritto, poi gli restano pure nella live. No, no. Ah, punizione per me, aspettando che ci dirà la punizione. No, 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 mi escono tipo a pop-up, capi? Kvaratskhelia! Mamma mia! Mamma mia, tu! Ma poi ho fatto un gol assurdo! Qua non me lo farà vedere mai nella vita, già lo so, ma ho fatto un gol assurdo. Vedete? Fate là! Pum! Mamma mia che gol, ragazzi! Mamma mia! Guarda là! Kvaratskhelia! Kvaratskhelia porta la stessa! Calcio di punizione, 1-1. Sì, Raffaele. Che sto mondo metto primane, che è meglio. Questo gol, punizione, traversa, gol, e quando faccio io? Anghissà, dentro, attenzione, Lozano. Ah. Ma secondo me questo ha bestemmiato santi e madonna il gol che ho fatto, Però mi sembra molto veloce il gioco rispetto a quando lo sì, tanto è migliorato proprio. L'hanno panciato. No, ma è migliorato proprio, cioè non puoi immaginare, sta facendo passi da giganti ovviamente. E ripeto, secondo me a livello proprio di realtà è più reale di FIFA, perché comunque è più lento di FIFA, però è un po' più reale. Mi piace un po' più veloce, però vabbè, Olivoso. Bravo Kim, che stiamo facendo un'altra frittata, stavamo facendo. Grande Lobo. Vai Zielu, dalla subito, grande per Kvaratskhelia. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E qui si vedono i limiti della squadra, eh. Oh, chi da mo? Come fa? Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Signore, le mani. Fatto una stronzata? No, ok, perfetto. Kim, grande. Di Lorenzo. Capità. Ma cazzo ha fatto, capità? Già. Zambo. Sciuchi. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Capitano. Moriremo insieme tutti quanti perché. Grande Giannino. Attenzione, Anghissà ci ha messo 6 ore e mezza per crossare e la palla finisce sul fondo. Mannaggia il Padre Eterno. Grande Lobo. Fuori gioco. Sì, per forza. Vabbè, ma non costavano tantissimo, non ci ho messo uno. La cosa brutta di YouTube è che non si possono mettere gli alert. In realtà non lo so, Raffaele, se non si possono. Esatto. Il problema è che io streamando direttamente alla PlayStation ho più problemi sotto questi punti di vista, Errore qui, pallone sprecato. Vabbè. Possiamo solo dire bene così, avanti Napoli. Sì, comunque è una cosa buona. Oh, grande Giannino, e qui si soffre. Ma serio, morto e sepolto proprio. Ai Giannino, che vedi Ciuchi, grande per Anghissà, la fa passare. Incredibile, l'abbiamo recuperato?
E qua purtroppo oggi ho premuto tasto sbagliato perché pensavo di aver perso palla. Vabbè. Bene così. Poi sarà un po' un attimo di confusione qui, un po' di confusione, va bene. Vai Zielinski. Vai, lo so che video Osimhen se ne va. Osimhen. Attenzione Anghissà per il capitano, cross in mezzo, Kvaratskhelia. Grazie Raf. Grazie. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ah, Twitch veramente cancro proprio. Riceve un pallone interessante. Grande capitano, grande capitano. Grande Lobo. Vai Lobo, vai Zambo, scendi un po' per Zielinski. Passaggio allucinante, ma il maestro recupera palla. Kvaratskhelia si accentra, vede Zambo libero. Dentro per Lozano, la palla non passa. E fallo laterale. Di Lorenzo, Sciuchi, Di Lorenzo, perdono palla. Porca puttana troia. Grande Lobo, niente. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sciuchi. Pallone interessante in verticale. Vai Hitler. Attenzione. Zielinski. E qui il portiere mi dice no. Il portiere mi dice no. Migliore è stata la reazione del portiere. Bene, vai Zielu. Cross di Zielu. Niente. Oh, Kvaratskhelia. Hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre no. il contropiede. Mamma mia, grande Rachmani. È recuperata, allarga subito per Di Lorenzo. Di Lorenzo dentro Sciuchi. Anghissà. Scambia con Lobotka, uno scambio un po' rischioso. Infatti la palla è praticamente persa. Però c'è Kim. Ed è fine primo tempo. Ci sarà un attimo un fantastico gol su punizione del fenomeno in questo primo tempo. 3 tiri pari. Ce la stiamo giocando. Bene così avanti Napoli. Cerchiamo di vincere. Così finiremo direttamente il secondo round. Secondo turno. E passiamo al terzo. Vediamo questo secondo tempo come va. Grande Giannino. Di Lore però si aspettava là così facciamo la notte capodanno. No, grande Meret. Andò Meret ha chiuso la porta. Meret ha chiuso la porta. Sì. Per il secondo calcio d'angolo. Avversari bloccati a 1. Grande Mario lui. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Mamma mia, questa ce la siamo giocata proprio male, sta ripartenza, Maron. Grande Lozano, Lobotka. Attenzione, Zielinski recupera palla dentro per Osimhen. Ma l'ho capigliata. Ma che la mamma ti faceva proprio di notte, non sapevo. Intervento sì. tempestivo a sbrogliare la matassa. Grande Kim. Dentro per grande Kim. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Cesuelo, mannaggia. Vai Zielinski. Dalla Quiscia. Vai Clara. Kvaratskhelia. Mamma mia che palo che ho preso. Mamma mia che palo che ho preso. Cesuelo, mannaggia. La nostra, grande Kim. Zielu, grande Osimhen dentro per Kvaratskhelia. Mannaggia merda. Grazie Pato, buonanotte Raff, grazie per essere stato con noi. Attenzione, Lobotka. Oh, ma questo ne è fallo. Ah, boh, questo arbitro di Juventina. No. Ma che gol è merda, ma perché già subito sti gol,
Ma perché ha già subito. Mannaggia la merda in troia, guarda, vabbè, uomo. Finita, campioni. Brave. In questa città, quanti cazzo ad un pallone per cagare. Campioni del cuore. No. Io mi ho scordato pure come si vede radar. Pallone lungo in verticale. Zelinski alla peggio nello scontro di forza. Una cappellata del cuore in questa città. Quante cappellate ad un pallone per morire. Zelinski. Zielinski vede lo scatto e cerca la profondità. Come se li facesse allenare sostanzialmente. Vai Sciuchi. Sciuchi dentro Simen. Qui c'è dentro però Simen. Niente da fare perché tua madre è un gran troione. Ora devono andare all'attacco. Trallallero. Vai Kim. Bravo Lobo e piglialo però. Qui pallone sprecato. Bella. Zielinski. Faccio danno. Facciamo una poca istruzione. Ok, sta pure anche sta morendo, ma Zielinski è quello più in difficoltà. Facciamo pure un po' Olivera. Certo Cassimiro. Un poco no. Raspadori Politano. Vai, Raspadori al posto di Lozano. No, ci sarà Raspadori, non fa niente. Mi piace Raspadori là. Pure un po' il ciolito, che siamo quasi menne stanco. Ah? Stanno di sciaffà. Si va a realizzare un cambio. Il loro secondo corner del match. 2 per la Lobotka dalla bandierina, incredibile. Kvaratskhelia. Ha fallito una clamorosa occasione. Grande Kvaratskhelia che bestemmia tutti i santi e tutti i morti. E la mette fuori. Olivera. Ci ho provato a dargliela, ci ho provato. Quanto mi brucia perdere così. Deviazione di testa. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Elmas. Lobotka dentro, attenzione. La mette in profondità per il compagno. Bravissimo. Ma dai, anche se lo piglio, se Mbupile il trend, ma. Se Mbupile il trend. La merda puttana. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Raspadori dentro per Anghissà che ovviamente sbaglia tutto. Attenzione. Giacomino Raspadori. Un po' di confusione, ma non ne approfittiamo per pareggiare. Attenzione Di Lorenzo dentro ancora per Raspadori. Raspadori cross in mezzo, niente da fare ancora. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Grande ancora per Kvaratskhelia. Viene servito bene. Kvaratskhelia dentro! Sbroglia evitando di farsela rubare. Attenzione! Splendida reazione del portiere. Non ho parole. L'arbitro ha già guardato l'orologio. Ma che sconfitta, io non ho parole. Una buona prestazione sul piano del carattere. Sì,
Tutto questo però non basta per portare a casa un risultato positivo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Si vedeva dall'inizio. Mannaggia. Amaronno, pataterne e Gesù Cristo.